Benvenuti, oggi è sabato 1 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 17:52. La luna si leva alle 7:19 e cala alle 19:49. Oggi si celebra Sant'Albino. Il nome Albino deriva da un soprannome latino, albinus, che indicava una particolarità somatica, il colore chiaro della pelle e dei capelli. Oggi, 1 marzo, si celebrano 2 giornate mondiali molto importanti, quella contro la discriminazione e quella del complimento. La prima nasce nel 2014 per sensibilizzare le persone sui problemi dell'AIDS e HIV e per combattere le ingiustizie e le violenze che colpiscono chi ne è affetto. La seconda nasce da un'idea di un olandese, Hans Poortliet, che con un tweet ha invitato tutti a essere più gentili e a fare complimenti sinceri a chi incontriamo. Insomma, oggi è un giorno speciale per ricordarci che le parole possono fare la differenza. Oggi festeggiamo il compleanno di una star della musica pop, Justin Bieber. Il cantante canadese compie 31 anni. Ha iniziato la sua carriera nel 2010 con il suo primo album, My World 2.0, che conteneva il singolo di successo Baby. Da allora ha pubblicato altri 5 album, tra cui Purpose, che ha lanciato hit come What Do You Mean, Sorry e Love Yourself. Ha vinto numerosi premi, tra cui 2 Grammy Awards, e ha battuto record di vendite, ascolti e visualizzazioni. Compie 70 anni il comico Gene Gnocchi, il cui vero nome è Eugenio Ghiozzi. Ha iniziato la sua carriera a Zelig per poi passare in televisione con programmi come Scherzi a parte, Mai dire gol e Quelli che il calcio. Ha recitato in film e a teatro, scritto libri e collaborato con giornali e radio. Ha una grande passione per il calcio che lo ha portato a condurre Gnoc Calcio Show e a partecipare al Processo del lunedì. Oggi celebriamo anche il compleanno di un grande musicista italiano, Enzo Avitabile, che compie 70 anni. Il sassofonista napoletano ha iniziato a suonare da bambino, per poi diplomarsi in flauto al conservatorio. Ha collaborato con artisti come Pino Daniele, Edoardo Bennato, Franco Battiato e Francesco Guccini. Ha vinto 2 targhe Tenco, un premio Amnesty International e 2 David di Donatello. Il 1 marzo 1983 nasceva lo Swatch, l'orologio che ha rivoluzionato il mercato e la moda degli anni '80. Lo Swatch era l'ultima speranza dell'orologeria svizzera, in crisi per la concorrenza giapponese. Il consulente Nicholas Hayek fuse 2 grandi aziende e creò una nuova linea di orologi colorati, originali ed economici. Il successo fu immediato, la prima collezione di 12 pezzi vendette 1 milione di copie in un anno. Oggi è uno dei leader mondiali nel settore degli orologi. Ma sapete perché ci sono certi giorni in cui prendiamo la cosiddetta scossa? Come già sappiamo, l'essere umano, essendo formato per lo più d'acqua, è un eccellente conduttore elettrico. Il corpo è dotato di elettricità e ogni tanto sul corpo si accumulano più cariche del solito, ad esempio in caso di giornate molto secche o magari se indossiamo delle scarpe con suole isolanti in gomma che non permettono alle cariche di spostarsi dal corpo. In questi casi, quando veniamo a contatto con un conduttore, avviene una scarica delle cariche in eccesso presenti nel nostro corpo ed una conseguente piccola scossa elettrica. Buon sabato 1 marzo, il mese nuovo inizia con una luna importante che si congiunge a Saturno e a Mercurio e quindi ragiona con una programmaticità che tiene sì conto dei sentimenti ma che vuole assolutamente progettare delle cose un po' più solide e confortevoli per i sentimenti. Vediamo come reagiranno i segni zodiacali. Ariete, state proprio maturando tutto ciò che vi serve per buttare giù un progetto esistenziale importante, nuovo, efficace, diverso.
quindi dateci dentro e vedrete che finalmente avrete la vostra nuova vita sentimentale. Toro, decisamente ottimo, proprio perché anche la luna vi fa sentire sicuri delle scelte fatte, quindi perché non iniziare a pensare ad altre. Gemelli, giornata molto importante, la luna fa prendere al vostro Mercurio in considerazione tutta una serie di tematiche che hanno a che fare con tempi e con sentimenti. Oggi sarete lucidamente consapevoli e coscienti di tutto. Cancro, la vostra dea, la vostra luna tra Saturno e Mercurio, serissima oggi, è assolutamente in combutta con il vostro Marte che vi chiede di agire. Oggi agirete pro bono in maniera difensiva e comunicativa rispetto a qualcuno che amate o a qualche familiare. Leone, giornata oggi che vede il sole un po' più calmo, ricevere anche dei buoni aspetti da Marte. Forza, questo sabato parla di vigoria, di ripresa delle energie, quindi datevi da fare e curate bene anche gli sport. Vergine, giornata oggi che esige con la posizione della Luna un'attenta analisi anche introspettiva su di voi, su quello che avete detto, su quello che avete fatto e su come volete diventare. Se volete essere presi sul serio, prendetevi un po' sul serio. Bilancia, giornata oggi molto interessante proprio perché la vostra Venere è ancora in opposizione e tenta di fare ragionare un Marte che proprio non ne vuole sapere. Non sapete bene come collocare una passione nella vostra vita, come gestire tutta una serie di problematiche che hanno a che fare con qualche piccolo disagio familiare o interno al gruppo di lavoro. Molto probabilmente vi risuoneranno alla mente tutta una serie di avvertimenti che qualcuno vi aveva dato sulla situazione. Il vostro essere ottimisti vi fa toccare adesso lo scotto della realtà. Scorpione, giornata oggi molto interessante con un Marte che parla al Sole che vi riempie di passione ed energia, ma anche la Luna che si fa imperiosa nel chiedere garanzie al lavoro. E pretendetele. Sagittario, giornata che viene allietata dalla bella Venere. La Luna però vi fa notare anche tutte quelle piccole mancanze che a volte un po' per distrazione o per istinto a volte tendete a non vedere, quindi se il partner vi vorrà rimproverare qualcosa, ascoltatelo, sarà un po' uno specchio. Capricorno, giornata oggi bellissima, la giornata che vi fa iniziare un weekend in compagnia, con l'amore e magari con una gita fuori porta, anche se per adesso i single stanno conoscendo delle persone nuove, c'è qualche piccolo scontro di idee, decisamente nelle coppie si dinamizza un po' il tutto, è come se le stelle avessero messo un po' di pepe nei vostri rapporti. Acquario, splendida giornata anche per voi Acquario che riuscite a fare un punto della situazione e anche a tenere molto più presente e tutto quello che la creativa fantasia che avete in dote può farvi partorire. Tutto ciò che in questi giorni progetterete potrebbe anche diventare un lavoro in amore affascinantissimi. Pesci, giornata oggi ancora una volta stupenda dopo la luna nuova che si è formata ieri nei vostri gradi. Oggi la luna è proprio quella che vi fa riflettere sui risultati, su chi c'è, chi non c'è, su tutto quello che può essere comunicazione, su tutto quello che può essere relazione affettiva vera e concreta. Il 1 marzo 1961 nascevano le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica che ci fa emozionare con le sue evoluzioni nei cieli. Sono l'orgoglio dell'aeronautica che ha una lunga tradizione acrobatica dagli anni 30. Nel 1961 si decise di creare una sola pattuglia ufficiale con i migliori piloti per il centenario dell'Unità d'Italia. La loro sede è a Rivolto, in provincia di Udine. Hanno cambiato i loro aerei nel tempo, passando da quelli americani a quelli italiani, modificati per essere più leggeri e per sprigionare il loro caratteristico fumo colorato. Oggi vi sveliamo l'origine di una parola che si usa spesso nel calcio, il mister. Così chiamiamo l'allenatore o il direttore tecnico di una squadra. Ma da dove viene questo termine? Tutto iniziò nel 1912, quando il Genoa ingaggiò un allenatore inglese, William Garbutt.
Garbutt fu un innovatore, un vincente e i suoi giocatori lo chiamavano mister, come si faceva in Inghilterra. Questa usanza si è diffusa in tutto il calcio italiano e ancora oggi la usiamo, anche se il mister è di un'altra nazionalità. Oggi vi raccontiamo la vita di un artista geniale e tormentato, Oskar Kokoschka, pittore, scrittore e drammaturgo austriaco. La sua arte era selvaggia e provocatoria e non piaceva alla critica. Kokoschka si trasferì a Berlino, dove conobbe l'amore e il dolore. Si innamorò di Alma Mahler, la vedova del famoso compositore Gustav Mahler. Era una donna bellissima e talentuosa, ma anche volubile e infedele. Kokoschka la dipinse in molti quadri, ma Alma lo lasciò e lui ne soffrì molto. Arrivò a farsi costruire una bambola che somigliava a lei in tutto e per tutto e la portò con sé in giro per la città. Un giorno però, in un impeto di follia, distrusse la bambola e la gettò nel giardino. La gente pensò che fosse un cadavere e chiamò la polizia. Fu un episodio scandaloso che fece parlare di Kokoschka come di un matto. Ci salutiamo con la frase del giorno. La gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. Che un nuovo meraviglioso giorno abbia inizio, lasciatevi stupire da chi trovate davanti a voi e approcciatevi al mondo sempre con tanta voglia di fare e curiosità. A domani, buon weekend e buona giornata dalla vostra Martina.